Fiamme e paura a Vicenza per un rogo in un condominio, 81enne salvata dai vigili del fuoco, si era rifugiata scappando sul balcone, evacuati per sicurezza i residenti degli appartamenti vicini. Autonomia uguale per tutte le regioni, così il ministro Boccia, mentre il titolare del Dicastero per il Sud Provenzano loda l'operato del suo predecessore Barbara Lezzi, la Lega reagisce, Zaia attacca, asse contro il Nord. Il presidente di Assonautica Magliocco fa il punto sulla sicurezza dopo l'incidente che è costato la vita a 3 persone al Lido, poteva essere una strage anche per i pescatori. Incita il figlio undicenne a picchiare 2 compagni di scuola, i carabinieri denunciano una giovane mamma a Padova. Traffica di furti a Bibano di Godica Sant'Urbano, paese natale del governatore Luca Zaia, ad agire sembra una banda specializzata, derubato lo zio del presidente. Festa a Venezia per il 100 anni del corazziere Giulio Biasin, auguri arrivati anche dalla sottosegretaria alla difesa Tofalo. Da stasera la nuova stagione di 40, il programma che ripropone le storiche immagini dell'archivio di Antenna 3, lo spunto sarà dettato dalla cronaca per vedere se come in passato si sono affrontati i fatti e cominceremo con il Prosecco. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, dunque la cronaca in primo piano, gli attimi di paura vissuti a Vicenza per un rogo che ha scoppiato all'interno dell'appartamento in un condominio, fiamme alte, evacuati i condomini, un'anziana che viene salvata dai vigili del fuoco dopo che si era rifugiata sul balcone, vediamo. Appartamento va a fuoco, anziana si rifugia sul poggiolo, salvata dai vigili del fuoco. Momenti di paura attorno alle 23 di giovedì sera, quando in via Lago d'Aorta a Vicenza, in un appartamento al secondo piano, è divampato un incendio che ha costretto la proprietaria, una 81enne, a rifugiarsi sul poggiolo, dove i vigili del fuoco l'hanno trovata rannicchiata e impaurita. Immediatamente i pompieri hanno montato la scala e sono saliti raggiungendo l'anziana, e mentre un vigile del fuoco si è messo subito a protezione della donna, l'altro l'ha bagnata, iniziando poi le operazioni di spegnimento. Nel frattempo sul posto è arrivata anche l'autoscala che ha caricato l'81enne nel cestello e portata a terra, dove è stata poi presa in cura dal personale 118 e portata in ospedale per ulteriori controlli. A dare l'allarme era stata una pattuglia della Polizia di Stato giunta per prima sul posto e che aveva provveduto a far evacuare gli altri condomini, che poi hanno passato la notte da parenti. L'incendio, secondo quanto appurato, si sarebbe sviluppato in cucina per poi estendersi rapidamente alle altre parti dell'alloggio. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, 3 squadre e 9 operatori, si sono concluse solo a notte fonda. Oggi infine verrà fatta una verifica dell'appartamento distrutto dalle fiamme e di quello sottostante. Le cause del rogo sono al momento al vaglio dei vigili del fuoco. Lasciamo per un attimo la cronaca per parlare dell'autonomia. A 3 giorni ormai dal vertice tra il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il governatore Luca Zaia e la delegazione trattante del Veneto, lunedì mattina a Venezia, il clima ormai si surriscalda, non solo per le dichiarazioni dello stesso Boccia, che ha detto autonomia uguale per tutte le regioni, ma anche per quanto detto dal ministro per il Sud Provenzano, che ha lodato di fatto l'operato del predecessore, la ministra Barbara Lezzi, che ha di fatto bloccato in qualche modo le istanze del Veneto in questi mesi. Quindi il clima diventa sempre più caldo. Ho apprezzato molto la difesa che ha fatto la ministra Lezzi durante le trattative dell'autonomia per fermare le richieste di Zaia e Fontana, che sono diverse da quelle di Bonaccini. Parole del nuovo ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, che non sono di certo sfuggite al governatore del Veneto Luca Zaia, che lunedì incontrerà a Venezia il referente degli affari regionali Francesco Boccia proprio per affrontare il nodo autonomia. Il ministro del Sud, il ministro dell'autonomia, sarà il ministro dell'economia, non so, parla di tutto. Però al di là di questo, questi sono fatti del governo che non mi interessano. Il ministro Provenzano ha detto delle cose molto interessanti. La prima ha sancito che chi ha bloccato l'autonomia è stato il ministro Lezzi. Per la proprietà transitiva il ministro Lezzi è l'ex ministro dei 5 Stelle, quindi scusatemi, per la proprietà transitiva vuol dire che i 5 Stelle hanno bloccato l'autonomia, come ho sempre sostenuto io, quindi è stato bene staccare la spina. Per Zaia esiste un asse Provenzano-Lezzi contro l'autonomia. Il suo collega Attilio Fontana dalla Lombardia parla di vero e proprio boicottaggio attuato dai 2 esponenti dei 5 Stelle, e proprio Barbara Lezzi continua a far discutere anche da ex. In queste ore ha fatto sapere che una non ben precisata regione del Sud ha ricevuto dallo Stato contributi per 180 milioni di euro per
poi tenerli fermi in un cassetto. Annualità 2006-2008. Non è ammissibile che un ex ministro della Repubblica, ancora parlamentare, dica candidamente che ha avuto notizie da ministro di una regione del sud che aveva a disposizione 180 milioni di euro e non li ha spesi di fondi comunitari. Ripeto, 180 milioni di euro di fondi comunitari e non sono stati spesi. Addirittura il ministro aggiunge, l'ex ministro Lezzi aggiunge, e so chi è la regione ma non lo dirò mai. Cioè, se siamo arrivati al nascondino, allora vuol dire che l'Italia è veramente la Repubblica delle banane. Poi c'è l'efficientissimo e presentissimo e sempre pronto il ministro Provenzano, che magari ce lo può dire lui visto che è il nuovo ministro del Sud. Sempre oggi il ministro Boccia ha ribadito che l'autonomia è scolpita nella nostra Costituzione e la faremo, tornando a porre l'accento sulla necessità di sussidiarietà. Ma in Veneto troverà pane per i propri denti? Lo aspettiamo al varco, annuncia Silvia Rizzotto, capogruppo della lista Zaia presidente a Palazzo Balbi, perché se si vuole, conclude, si potrebbe già passare alle firme lunedì stesso. E poi c'è l'altro fronte di questi giorni, ovvero il via libera al quinto referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, con i comitati che sono ritenuti soddisfatti della sentenza del Consiglio di Stato, ma che chiedono anche una data, l'hanno chiesta e continuano a chiederla il prima possibile, entro la fine dell'anno per questo referendum. Un referendum che vedrà veneziani e mestrini per la quinta volta alle urne. Allora sentiamo il loro parere su questo quinto tentativo. Che opinione ha sul referendum di separazione Venezia-Mestre? Diciamo che le separazioni non sono mai belle. Certo è che Mestre e Venezia sono due realtà completamente diverse che hanno bisogno comunque di attenzioni molto diverse. Quindi se una separazione riesce a mettere d'accordo le due realtà, cosa che mi sembra un controsenso, ok. Sono contrario. Perché? Siamo un tutt'uno. Siamo tutt'uno, dobbiamo rimanere uniti. Assolutamente, assolutamente. Sono andati tutti i ragazzi, soprattutto, tutti i giovani sono andati a Mestre, perché è molto comodo anche avere la macchina, andare a fare le spese. Insomma, qui, lì, vendendo qua, o anche si comprava una villa se avevi qui una casetta, quindi. E Venezia non è Mestre e le esigenze sono diverse. Andrà meglio con due comuni separati? Non lo so, siamo pochi e credo che il referendum non serva a tanto, però da veneziana c'è la speranza. Sono 100 anni che vogliono farlo, è una follia. Perché? Perché hanno speso delle cifre enormi per rifare, che senso ha? Non hanno ancora capito che se il senso è quello, si rifà. Dov'è la domanda? Vuole la gente farlo, ma bisogna chiederlo 100 volte? Vorremmo proprio separarci. Perché? Perché Venezia è un'entità e Mestre è un'altra, sono state accorpate, adesso mi pare che siano due cose diverse. Penso che Mestre sia automaticamente un'estensione di Venezia e non si possono separare. Sono 4 volte che lo fanno e viene sempre bocciato. Forse questa è la volta buona magari. Perché lei è per la separazione? Ma a questo punto, siccome sono due città distinte, due città in effetti anche se lo stesso comune, potrebbe essere una cosa forse valida a questo punto. Ancora la politica con i parlamentari del PD del Veneto, le loro reazioni alla nascita di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi. Non solo Sara Moretto, l'onorevole Sara Moretto del PD è andata con Renzi, ma anche Daniela Sbrollini, senatrice vicentina, ormai ex del Partito Democratico, una notizia che fa scalpore non solo in territorio vicentino. Allora ieri sera così l'ha commentata a 20:10 il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Sentiamo. Il partito di Renzi è un partito che nasce per andare al centro, creare un nuovo centro. Come sappiamo in queste ore anche i componenti di Forza Italia stanno ragionando sull'adesione a questo partito, anzi uno in Senato lo ha già fatto, una senatrice, di cui non ricordo il nome, e conoscendo la storia di Daniele Sbrollini, diciamo che l'AIDS, l'onorevole Moretto portoghorese del PD ha lasciato, l'abbiamo raccontato, è passata a Italia Viva.
se anche la Sbrollini diventano 2 rappresentanti del Veneto già. Sì, ma soprattutto per la storia di Daniela, che conosco, un'amica che proviene di fatto dall'ex PC, cioè dai DS, è stata anche segretario provinciale di DS e dopo nella fusione, diciamo, con la Margherita è nato il PD e quindi ha aderito al PD. È al 3° mandato, quindi ma verrebbe anche da pensare che finendo lo spazio pensare male all'interno del PD si sa zecco, capito? Si Così c'è la ricandidatura con Renzi, sì, magari sì. Ho capito. Questo è il parere del sindaco di Vicenza sulla scelta di Daniela Sbrollini. Adesso torniamo alla cronaca e torniamo a parlare della tragedia al Lido di Venezia con il motoscafo offshore, la morte di Fabio Buzzi e dell'equipaggio, insomma c'è ancora ferito Mario Invernizzi, mentre le indagini continuano per accertare definitivamente se si è trattato, come sembra, di un errore umano. C'è anche la polemica sulla sicurezza. Ritengo che sul tema della sicurezza ci sia stato qualche lacuna. Non è possibile che un bolide lanciato a oltre 135 km all'ora, 140, arrivi sotto costa senza che ci sia un minimo di segnale di accoglienza, ma anche di servizio d'ordine. Da Genova, dove si trova per partecipare al Salone Nautico, il presidente di Assonautica di Venezia e Rovigo, Roberto Maiocco, pare chiaro. Dopo aver portato il cordoglio e la vicinanza alle famiglie colpite dal lutto per le 3 persone decedute nell'incidente nautico, lancia un appello a migliorare la sicurezza in mare. L'impatto a quella velocità su una barca o su più barche di pescatori sarebbe stato tremendo, non solo per i piloti della barca che tentava il record, ma anche dei pescatori. Occorre perciò, secondo Maiocco, intervenire anche a livello normativo. Ci sia bisogno di una regolamentazione per quanto riguarda le competizioni quando queste si avvicinano alla costa o all'entrata dei porti. Intanto, sul fronte delle indagini, il motoscafo offshore è stato posto sotto sequestro e sono in corso le indagini. Assonautica piange però la scomparsa di 3 grandi uomini del mare. Tutti noi siamo in un momento di lutto, che piangiamo non solo lui, ma anche i suoi 2 copiloti che avevano con lui affrontato questa gara. Infine, l'augurio di una pronta guarigione all'unico superstite della tragedia. E speriamo che abbia una reggenza molto veloce. Questo ci serve da lezione per un'attenzione sulla sicurezza anche, che queste gare ci portano dietro. Anche per Mario Invernizzi, però, nulla sarà più come prima. Parliamo di bullismo a scuola adesso, ma questa volta è la storia davvero incredibile che viene da Padova, è di una mamma che diventa di fatto un bullo. Ha incitato il figlio a picchiare 2 compagni di scuola, minacciando poi di vendicarsi sulle famiglie e sui bambini stessi. Protagonista una mamma 31enne di uno studente di 11 anni che frequenta la prima media in una scuola di Padova. Martedì mattina 2 ragazzini di 12 anni, prima di entrare in classe, notano per terra un braccialetto dorato. Chiedono ad alcuni compagni se sia loro e, non trovando il proprietario, vanno in aula. Poco dopo la preside chiede agli alunni se qualcuno avesse trovato il braccialetto, che era stato smarrito poco prima da un ragazzino di prima media. I 2 dodicenni lo restituiscono subito, felici di aver contribuito a ritrovarlo, ma la situazione degenera all'uscita da scuola quando l'11enne aggredisce i 2 compagni tirando pugni e calci al volto e alla testa, vicino a lui la mamma che lo incitava a continuare. I genitori dei 2 dodicenni picchiati si sono rivolti ai carabinieri che dopo gli accertamenti hanno denunciato la 31enne per istigazione e minacce. Parliamo di sicurezza e di azioni dei ladri, siamo nella Marca trevigiana a Bibano di Godega Sant'Urbano, raffica di razzie dei ladri in un paese che nella Marca è noto anche per essere il paese natale del governatore Luca Zaia, e nel Merino è finito anche lo zio di Zaia. Una raffica di colpi messi a segno a Bibano, nel mirino dei ladri diverse abitazioni. Una banda specializzata in poco tempo hanno fatto irruzioni in numerose case, staccando inferriate, facendo saltare i cilindri delle porte o praticando fori sulle finestre. I malviventi hanno prima tentato di entrare nella casa dei genitori del presidente Luca Zaia,
Poi si sono diretti nell'abitazione accanto, quella dello zio Domenico, riuscendo a portare via i soldi della borsa della moglie. Poi hanno continuato il raid passando fra vie e borghi. Alcuni residenti hanno visto delle persone scappare. Sono state davvero numerose le case visitate dai malviventi nella notte. Ora in paese c'è paura, non riusciamo più a dormire, raccontano i cittadini. Abbiamo paura di trovarceli in casa. Un residente ha detto senza mezzi termini che non è la prima volta che entrano nella sua abitazione e che ora ha il porto d'armi. La prossima volta, dice, sparo. Ancora ladri in azione, ancora una volta presa di mira la zona industriale di Padova, nel mirino stavolta anche il centro ingrosso Cina. Continuano le spaccate e i furti nella zona industriale di Padova. Dopo il fine settimana all'insegna dei colpi nelle aziende, giovedì notte è stata la volta del centro ingrosso Cina, finito nel mirino dei ladri. Un furto con scarso dai contorni ancora poco chiari. I carabinieri di Padova stanno indagando per risalire ai responsabili. Ad essere svaligiato è stato un box che vende bigiotteria all'interno del grande capannone. I ladri avrebbero prima rotto la porta di accesso in legno per poi entrare ad arraffare articoli per un valore di circa 3.000 euro e poi svanire rapidamente nel nulla. A Treviso fa discutere il caso delle minacce ricevute dall'amministratore del grattacielo di Via Pisa, il cosiddetto grattacielo del degrado, da parte di un inquilino moroso. È stato convocato in questura Alessandro Zuin, amministratore del grattacielo di Via Pisa, per mettere nero su bianco le minacce ricevute da un inquilino marocchino pronto a farla pagare a lui e a compiere testualmente una strage se gli verrà interrotta l'erogazione dell'acqua per morosità. Ci ha chiamato in ufficio, ha parlato con la nostra collaboratrice minacciando che in caso di distacco dell'acqua avrebbe fatto esplodere l'appartamento. Lunedì mattina verrà staccata l'acqua alle utenze con debiti relativamente alle spese condominiali superiori ai 2.000 euro, anche se un punto prelievo sarà garantito al primo piano. Il soggetto denunciato ha un debito di quasi 38.000 euro. L'azienda di fornitura dell'acqua, l'ATS, si è detta disponibile a ragionare sull'installazione di contatori singoli, in modo che ognuno risponda per sé, come già accade con l'ascensore, utilizzabile solo da chi è in regola con i pagamenti. È un condominio che ha sofferto sicuramente criticità di tipo economico, però è anche popolato da brava gente che vuole cambiare il corso, e quindi stiamo cercando di isolare i casi di difficoltà e cercare di risolvere il problema con loro, e isolare anche quei casi invece di condomini che pensano di poter vivere in un condominio senza pagare. Una linea condivisa anche dal sindaco Mario Conte, che censura le minacce e ribadisce che il comune sta facendo la sua parte per far voltare pagina a quella realtà. Credo che la direzione che è stata intrapresa dall'amministratore, quindi quella della responsabilità e quello del rispetto delle regole, sia assolutamente corretta. Noi come amministrazione abbiamo verificato e fatto dei controlli a tappeto sulle residenze e anche su tutta la situazione di degrado attorno al grattacielo, quindi l'amministrazione ha già fatto il suo. Credo comunque che questa minaccia non passerà inosservata, soprattutto per la questura e per i carabinieri. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla cronaca di una nuova predazione del lupo nel Bellunese. Il lupo attaccato verso l'alba di stamane, il bestiame di un'azienda agrituristica di Visome, dalle porte di Belluno, siamo tra Belluno e Limana. Fa nelle spese un'asina gravida, la voracità del predatore non ha lasciato scampo alla bestia, divorata assieme al feto che portava in grembo. Sul posto in mattinata si sono recati gli uomini della polizia provinciale per i rilievi assieme al veterinario di zona. Quindi il problema lupo che resta nel Bellunese sempre più allarmante. C'è stato anche, ricorderete, il vertice in prefettura soltanto qualche giorno fa. Adesso lasciamo la cronaca per parlare del Festival delle Idee a Mestre. Un secolo che anche è stato un momento di gravi tragedie e che ci permettono anche di avere una consapevolezza rispetto a questi eventi che non si debbano più ripetere, un secolo che è stato il secolo delle grandi conquiste tecnologiche e forse anche il momento in cui l'uomo, il genere umano, ha saputo dare il meglio e il peggio di sé. È un secolo ricco il Novecento, già celebrato dal primo e finora unico museo nel suo genere a Mestre. Il XX secolo rivive ora anche nella prima edizione del Festival delle Idee, patrocinato da Regione e Comune, che animerà le Menove dal 24 al 27 ottobre e di cui rappresenta un'ulteriore declinazione. Facciamo capire i tempi che viviamo e possiamo anche ragionare sui tempi futuri, e questo è l'importante, cioè
è come se il museo per certi versi trovasse un altro, si dispieghi, no? Abbia possibilità di aumentare i contenuti e magari di suscitare ulteriori curiosità. Credo che ci sia una corrispondenza di amorosi sensi, di univoca. Le grandi idee, le innovazioni che lungo il XX secolo hanno rivoluzionato il mondo in un viaggio a 360 gradi. Il filo conduttore è l'idea, l'archetipo, l'innovazione del Novecento declinato in chiave futura per trovare nuove chiavi di lettura per sviluppare il futuro della città. Abbiamo Pier Giorgio Di Fredi, abbiamo Pupi Avati per il cinema, abbiamo Alessio Boni e Marcello Prai sulla poesia del Novecento, su Alda Merini, abbiamo Mogol che racconta il più grande paroliere del Novecento, poi abbiamo Paolo Nespoli che è un astronauta, poi abbiamo per lo sport Sara Simeone, Francesco Moser, insomma lo sport, il benessere, la cultura, la letteratura, il cinema sono stati l'esploit del Novecento. Per le giornate della mobilità sostenibile il centro di Padova chiude alla circolazione domenica, molte le manifestazioni previste. Domenica tornano le chiusure del centro ai veicoli a motore entro la cerchia delle mura cinquecentesche padovane, quindi ricapitolando non si potrà andare nella parte storica dalle 10 alle 18, un'eccezione e non da poco però verrà fatta per poter accedere ai parcheggi di Piazza Rabin dietro a Prato della Valle e all'ex caserma Prandini in attesa che si capisca cosa farne di questa preziosa area del centro cittadino. La multa per i trasgressori va da 80 a 164 euro. I varchi ZTL saranno chiusi e il divieto di circolazione riguarderà anche i residenti che, se vorranno muoversi, potranno farlo prima delle 10 o dopo le 18, mentre tutti i varchi elettronici della ZTL saranno chiusi come nei giorni feriali. In cambio il Comune ha organizzato numerosi eventi, soprattutto nelle piazze, biciclettate, laboratori di giardinaggio, aree ambientaliste, concerti, stand espositivi e giochi per bambini tra Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori, oltre alle gincane educative organizzate dai vigili per i ciclisti in erba. Il corazziere Giulio Biasin, veneziano, ha tagliato l'invidiabile traguardo dei 100 anni a festeggiare ieri pomeriggio sul secolo di vita i carabinieri del Comando Provinciale di Venezia e i soci dell'ANC, Associazione Nazionale Carabinieri del capoluogo lagunare. Durante la festa sono arrivati anche gli auguri del comandante generale dell'Arma, generale Giovanni Nistri, e del comandante interregionale Vittorio Veneto Enzo Bernardini. Auguri anche dal sottosegretario alla difesa Angelo Tofolo, che ha detto una nota: auguri al corazziere Giulio Biasin per il suo 100° compleanno, che festeggia circondato dall'affetto dei propri cari e della grande famiglia dell'Arma dei Carabinieri. Lui la storia d'Italia l'ha vissuta, ed è il caso di dirlo, in prima persona. A proposito di storia, torna questa sera e sarà l'appuntamento, come sempre, come ogni venerdì, 40, la trasmissione, il programma che ripropone le storiche immagini dell'archivio di Antenna 3 in questi 40 anni di Antenna 3. E nella nuova formula lo spunto sarà dettato dalla cronaca per vedere se e come in passato si sono affrontati i fatti. E cominciamo da un tema molto caldo in questo momento, e cioè il Prosecco. Italia Nostra di Conegliano punta il dito sui problemi che interessano la morfologia del territorio. Sotto accusa questa volta alcuni lavori di sbancamento che stanno stravolgendo l'originaria morfologia di alcune colline vicine a Collalbrigo. Questi ed altri interventi antropici, secondo Italia Nostra, sono sempre più numerosi, vengono realizzati senza controlli e costituiscono un gravissimo pericolo per la sopravvivenza del paesaggio originale, sempre più brutalizzato e banalizzato. Mai come in questo momento è attuale questa notizia letta quasi 30 anni fa. Era infatti il marzo 1990 e già allora le nostre colline erano devastate da sbancamenti per far spazio ai vitigni. Ed è uno degli inserti della puntata di avvio della nuova stagione di 40, l'appuntamento con la storia della nostra terra nelle immagini esclusive dell'archivio di Antenna 3. Ed è anche lo spunto per la nuova formula del programma che, grazie al gradimento dei telespettatori, punta ora non solo a far vedere o rivedere come eravamo, ma anche come abbiamo affrontato i diversi temi che si sono sviluppati in 40 anni di cronaca. Una puntata speciale perché il riavvio coincide con il racconto di uno dei fondatori di Antenna 3. Dall'esperienza della prima televisione via Cavo d'Italia in centro a Treviso al traliccio di Quinto e agli studi dell'ultimo piano nel palazzo più alto della provincia, quello di via Pisa. Ma parleremo anche dell'evoluzione di una comunità come quella di Casale, con le straordinarie immagini dei bambini dell'asilo, oggi donne e uomini di 40 anni.
storie di cronaca come la clamorosa rapina nella Banca Cattolica del Veneto o di paese come per il commercialista sparito lasciando ai clienti le tasse da pagare. Io l'ho visto, ma ha detto che doveva andare via per affari. Ma quello che sicuramente farà riflettere sarà cos'era il Prosecco negli anni '80, quando in Camera di Commercio si cercava di proporre un Vinitaly di marca, o quando a Valdobbiadene nella mostra era dello spumante perché il termine Prosecco non valeva nulla. E guardando i contrasti di oggi, ancora di più vale la pena di rivedere queste immagini, perché il ricordo del nostro passato ci aiuti a fare le scelte giuste per il futuro. Allora, da non perdere, questa sera avete visto tante notizie, davvero sembra una storia ciclica, le rapine, ma poi anche i commercialista, l'amministratore che scompare lasciando i truffati, storie che vediamo anche oggi giorno, e poi il Prosecco, tante altre storie, quindi da non perdere questa sera in prima serata 40. Vi ricordo i riferimenti per Lo Dico ad Antenna, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e whatsapp. Fra pochissimo, ore 13, parliamo di sanità e di cure palliative con l'ULSS 5 Polesana. In studio ci sono fra pochi minuti Maria Rita Saltari dell'ULSS 5 Polesana e Patrizia Maramani, sempre dell'ULSS 5 Polesana. Aspettiamo ovviamente anche le vostre telefonate allo 049 490 6054. Poi questa sera, dopo il telegiornale di Treviso, c'è 20:10, avremo ospite l'assessore regionale al turismo Federico Caner, e poi alle 21:15, come sempre in prima serata, torna 40. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare lentamente. La giornata di venerdì 20 settembre sarà dunque all'insegna della stabilità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo ancora a tratti coperto, ma senza precipitazioni associate. Dal pomeriggio invece sarà via via più soleggiato. Temperature però ancora in lieve diminuzione, minime tra 8 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo, vedete, sarà sereno e sgombro da nubi dappertutto. Temperature in calo anche qui, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, qualche nube in più sui settori meridionali ma senza conseguenze, più sole invece altrove. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime in calo sui 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.